Allora, che dire, sono passati tanti anni, questa è l'11ª edizione, ma questo interminabile fiume rosa, che vedete ancora adesso alle mie spalle, riesce sempre ad emozionarmi. Siamo riusciti ad offrire una giornata di sport e non dimentichiamo che lo sport è il primum movens per fare una sana prevenzione, ma soprattutto ringraziamo queste oltre 500.000 di donne che in questi 11 anni hanno partecipato alla Corrida Rosa, i cui proventi, lo ricordo, hanno permesso di acquistare un mammografo tuttora in funzione all'ospedale di Conegliano e un software per la lettura delle mammografie che riduce praticamente a zero il rischio di errore umano. Per cui un grazie a tutte le donne e un arrivederci alla prossima edizione. Allora, la serenità, la gioia, complice anche la bellissima giornata e un continuo chiacchierare. Ho colto anche molte donne che parlavano dell'esperienza di una malattia vissuta e che sono riuscite a sconfiggere. Questo è l'orgoglio più grande per chi organizza manifestazioni di questo tipo. Sabno è in fianco alla Corrida Rosa con un'iniziativa che si chiama Sabno in Rosa. Abbiamo iniziato l'anno scorso con questa nuova iniziativa, tutta al femminile. È un'iniziativa fatta dalle donne per le donne, raccogliamo dei materiali durante questo tipo di eventi che poi vengono utilizzati per fare creazioni e siamo in collaborazione con Ricrearti Lab e Domus Nostra e grazie a questi materiali possono creare per esempio anche queste ombrelline che quest'anno abbiamo portato qua, che sono fatte da teli degli ombrelli che abbiamo anche recuperato dalla scorsa edizione di Corrida Rosa e le aiutiamo a reinserirsi in un contesto lavorativo e le offerte che vengono ricavate quest'anno dalla vendita vengono comunque sempre donate per progetti sociali. Sono ormai 4 anni che lo facciamo e lo faremo con molto piacere, sapendo anche lo scopo di questa corsa. Tutta la famiglia, le mie 2 figlie e anche il bimbo, anche se nella tema è un maschio, però ecco, lo prendiamo con noi, lo portiamo con noi. Sì, ci siamo alzate prestino per essere cariche e pronte, ci aspettiamo di fare una passeggiata tranquilla, non siamo qua per correre, diciamo. Prontissime! Tutto, fare la corsa insieme a tutte le ragazze, tutte le signore e le ragazze. Oh, io alle 8 ero già pronta. Io alle 8:30. Sì, pronta per fare onore alle donne. Speriamo di vincere qualcosa un po' e contenta anche di divertirsi. Una volta siamo tutti insieme, è una bella cosa. Viva la Corrida Rosa! Viva la Corrida Rosa! Viva la Corrida Rosa! È un bel segnale di unità femminile e mi piace per lo spirito di condivisione che abbiamo fra di noi. È bellissimo come ogni anno e speriamo che arrivino tantissime cose speciali per ospedali o per aiutare chi sicuramente ha più bisogno. Sempre opportunità di stare insieme, fare la compagnia, comunità e divertirsi perché noi donne siamo forti quando siamo unite. Siamo felici, esprimiamo il vostro amore per noi oggi. Sono divertita, io la faccio da quando sono piccola, ho iniziato con la prima edizione e sono ancora qua. Tutti i cagnolini e le bambine piccole che camminano, tutte donne, bello, potere alle donne. Mi piace. È andata benissimo come sempre, meravigliosi tutti e finiremo questa e pensiamo già a quella dell'anno prossimo. Bene, è stata bellissima, una bella giornata tra l'altro e mi sono divertita. Mi sono goduti questi 5 chilometri. La partenza numerosa e la giornata bellissima. E poi quando c'è stato lo stand con il salame al cioccolato, il tè caldo, è stato proprio bello, rincuorante e soddisfacente. Una bella camminata anche alla fine quando siamo arrivati. Bello, bello. Viva la Corrida Rosa!